buongiorno e ben ritrovati amici di Archeo Sarrabus. Oggi vi porto a vedere un nuraghe di costa, un nuraghe nel territorio del comune di Muravera. Si chiama Rio Molas, prende il nome dalla località in cui è stato costruito o viceversa, ed è un nuraghe interessante per diversi aspetti che poi andremo a vedere. La cima su cui salirò è quella. La strada è abbastanza agevole, arriva fino a quasi al nuraghe con una strada asfaltata, perché comunque ci sono delle residenze, delle strutture ricettive qua in zona, e anche la strada che porta poi, il sentiero che porta poi al nuraghe è abbastanza semplice da percorrere, perché è una vecchia strada a carraia, quindi diciamo che la fatica è minima per salire. Anche qui il silenzio, la pace. Capisco perché le strutture che ci sono qua intorno godono di popolarità, no? Perché comunque siamo a due passi dal mare, veramente 500 metri in linea d'aria, con un paesaggio che comunque è campagna. Anche io verrei a farci le vacanze qua. Eccolo, guardate lì, sotto quella fitta boscaglia si nasconde il nostro obiettivo. Già si nota tra gli alberi una caratteristica tipica dei nostri nuraghi, che poi vi farò vedere bene nel dettaglio. Però ecco, allora qua intanto questa vecchia struttura, un abbeveratoio, una vasca per la raccolta dell'acqua, è evidentemente più recente. Guardate qua, non so se c'è acqua dentro, no, è vuota. È vuota. Anche qua diciamo che di studio ci sono i segni, questi gradini che permettevano poi di entrare dentro, sicuramente per fare la manutenzione. Vedete, prima di proseguire per il nuraghe vorrei fare con voi una piccola considerazione sul territorio in cui sorge questo nuraghe. Allora, intanto, a differenza della maggior parte dei nuraghi della nostra zona, non è fatto in granito, bensì in scisto. C'è questo filone di scisto che arriva fino al mare, partendo, conosciamo nuraghi per esempio dietro San Vito, fatti dallo stesso materiale, proprio a ridosso anche del paese, quindi diciamo che segue tutta la sponda a sud del Flumendosa. Questo filone arriva fino al mare. È una zona poi che è interessata a studi minerari, quindi ci sono dei sondaggi di miniera, perché anche qua sono presenti filoni di metalli come in tutta questa collina, quindi non sarebbe scontato ritrovare dei resti di fusione dei metalli anche qua. Qui lancio nuovamente l'appello: qualcuno si interessi di questo argomento nel Sarrabus e magari venga a fare studi approfonditi per darci un po' una contestualizzazione di queste fusioni e la correlazione con i filoni dei metalli e con le miniere. Ha dietro queste piante un cumulo di pietre che probabilmente sono gli scarti, una discarica di miniera, di quelle che dicevo prima, da non confondere con Udasa, che sono invece naturali, tipo questa. Si vede anche poi dal tipo di materiale, no, che lo compone. Ok, sono giunto al sito. Come vedete cominciano qua gli accumuli di pietre, forse riferibili a un piccolo insediamento costruito intorno alla struttura principale o a un riutilizzo in epoca successiva. Non sarebbe la prima volta. Vedete anche qua ci sono delle tracce di costruzioni, e qua si vede chiaro un muro, la base di un muro. Ma andiamo, lo vedete lì il nuraghe, guardate lì la caratteristica che vi dicevo, vediamo se le indovinate. Eccolo qua, eccolo alle mie spalle. Sono arrivato. Ora entreremo più nel dettaglio della struttura. È un nuraghe che io ho già visto altre volte, è vicino a casa, quindi per me è molto familiare. È sempre bello vederlo
è sempre bello vederlo. Per me mi piacerebbe magari organizzare una giornata di pulizia, ma non diamolo per scontato, perché magari ci esce e niente, adesso descriviamolo un po' più nel dettaglio, così lo impariamo a conoscere meglio. Dunque, la struttura è evidentemente complessa, una torre centrale che vediamo qui davanti, accompagnata, coronata da un bastione su più livelli in cui sono presenti anche altri ambienti. Qua giù si vede, diciamo, il muro del bastione, poi andiamo giù per vederlo nel dettaglio. Qua siamo sulla cima, ecco qua la caratteristica tipica dei nostri nuraghi, il punto trigonometrico, e qui ce l'abbiamo addirittura a doppio, perché al centro, eccolo qua, e poi una traccia della stanza interna. Come potete vedere rimane, diciamo, il segno di questa traccia, e qua in direzione est la traccia crollata dell'ingresso, che sarebbe bello capire se fosse con la chiusura sul tetto. Guardate lì, c'è un pezzo di muro, si vede là sotto, o se fosse pianta bandata. E poi tutto intorno, ripeto, questo muro di rinforzo in cui si potrebbe azzardare l'ipotesi che ci fosse un corridoio interno, e comunque è chiara anche il segno di altre stanze, ecco. Sono di fronte al bastione, questo muro di rinforzo, diciamo, della struttura principale, ed è già si nota, la prima cosa che si nota è questo andamento, no? Si vede questo muro che fascia completamente la torre centrale, e poi si inserisce, ecco, da lì parte un altro muro che probabilmente fasciava un altro ambiente, un'altra torre che oggi è quasi completamente crollata, e poi resti di crolli, di muri. Guardate quanto crollo c'è un sacco di pietre qua, che dimostrava che era imponente come struttura. Sto provando a fare il giro per cercare di andare verso l'ingresso. Ancora tracce di muro, qua si vede il bastione, c'è una piccolissima traccia, ve la faccio vedere. Vedete questo muro che va, questo andamento lineare che probabilmente qua si allarga dalla torre principale, perché comprendeva un altro ambiente che oggi è completamente sepolto, vedete, dal crollo, dalle pietre di crollo della struttura principale. Però ecco, è chiara la traccia. Forse qua poteva esserci, guardate, qua poteva esserci la stanzetta interna. Mi sembra di vedere una traccia di un paramento murario interno. Qui c'è, vedete, la torre centrale è qui davanti. Proseguo, voglio farmi tutto il giro. Ok, sono uscito. Guardate, qui c'è un altro piccolo muro. Vediamo un po'. Questa piccola capannetta, sarebbe bello contestualizzare. Può darsi che fosse il ricovero di bestiame più recente, può darsi che fosse una struttura, però allora la pianta è quadrata, quindi già questo ci dà un indizio molto importante. Probabilmente è a Gotigeda, una stanzetta che è stata utilizzata, poi costruita magari utilizzando le pietre del villaggio, ma costruita in epoca successiva. Bene, mi riavvicino al nuraghe. Però, come dicevo sempre, io tendo a considerarla, diciamo, la normale evoluzione del sito. Anche oggi lo facciamo con le nostre case, con i nostri paesi. Costruiamo sopra, demolendo le vecchie case per ottimizzare, diciamo, gli spazi, quindi c'è una sovrapposizione dell'antropizzazione, e va bene. Il lato sud-est è chiaro il muro della torre principale, guardate che meraviglia, poi pietroni giganteschi, che bello, chissà quanto
Mazzo si sono fatti questi per costruire questa roba qua, per renderla eterna. Qua dovremmo, col condizionale, dovrebbe esserci la traccia dell'ingresso, perché normalmente, ecco, veniva realizzata in questa direzione per sfruttare maggiormente poi la luce del sole. Qua sembra ci fosse un corridoio. È strano perché qua pare che ci sia come se ci fosse l'interno di una stanza. Si vede il paramento murario interno, così con questo andamento circolare. Quindi magari un ambiente qui all'interno di questo bastione, di questa struttura che fasciava la torre centrale, quindi chissà. Sono passato nel lato sud della struttura, come vedete questa è la traccia della torre di cui parlavamo prima, la torre ovest, che circondava probabilmente un'altra torre, fa proprio un andamento circolare che ci fa pensare proprio a questo. Dopodiché prosegue questo muro. Intanto guardate la pietra, guardate che bella, a parte il colore scuro, questo è nuraghe di Mordor, a parte il colore, ma poi anche come è fatta, bella, mi ricorda molto Sant'Uligiori a San Vito, il nuraghe che c'è sopra la chiesa di San Lussorio. La pietra è la stessa e, come dicevo, guardate, questo prosegue, adesso qua è crollato, però più avanti poi riprende, guardate qui, riprende qua, scende qua giù, tra l'altro poi sfrutta questo blocco di pietra naturale come tipico delle costruzioni che abbiamo visto di questo periodo. Ora è interessante notare quanto materiale di crollo ci sia attorno a questa struttura. Le pietre accumulate, guardate, sono veramente tante, nonostante una parte di essa sia stata recuperata e utilizzata per costruire questo muro di recinzione, quindi un muro di epoca sicuramente successiva, che delimitava i terreni. Qua c'era una strada anche, come dicevo, e io, seguendo questa strada, torno verso la vasca da dove sono partito e infine mi dirigo, vedete qua questo muro, e infine vi dirigo verso la macchina e verso i saluti finali. Eccomi alla vasca e penso che ci siamo di tutto quello che c'era da dire su questo sito. Mi auguro che il video vi sia piaciuto. Seguiteci, seguite i nostri social, seguite, diciamo, consigliate, se vi fa piacere, la nostra pagina Amici, Parenti, Vicini e Lontani. Vi ringraziamo per il vostro sostegno. Da Archiosarrabus, anzi da Nuraghe, Rio Molas, in comune di Muravere è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao amici di Archiosarrabus.